250 kg di pesce sequestrati, 7 illeciti amministrativi accertati e sanzioni per 10.500 euro sono i dati parziali dell'operazione ancora in corso denominata Fishnet, condotta dal Comando Generale della Guardia Costiera regionale. Proprio mentre durante le festività ci sono le file fuori dalle pescherie per assicurarsi il miglior prodotto ittico da preparare e mettere in tavola, ecco che gli operatori della Guardia Costiera non mollano di un centimetro, intensificando i controlli per far sì che il pesce acquistato o mangiato nei ristoranti non risulti un pericolo per la popolazione. Due le principali operazioni condotte: il sequestro al valico di Pese di oltre 150 kg di pesce. Il carico era sprovvisto dei documenti che accertassero la tracciabilità del prodotto. Nella fattispecie si trattava di cassette di sardoni provenienti dalla Slovenia con un peso lordo inferiore rispetto a quello dichiarato. Ma l'attività della Guardia Costiera si è concentrata anche sugli esercizi commerciali della regione. In 6 ristoranti, 2 a Trieste e 4 nella Bassa Friulana, sono stati sequestrati 100 kg di prodotto fra merluzzi, branzini, calamari, seppi e cozze, scaduti o privi di informazioni per la loro tracciabilità. L'operazione Fishnet, volta nella sua prima fase a individuare eventuali violazioni della normativa, ha permesso di intercettare all'origine fenomeni di pesca illegale e condotte lesive dell'ecosistema marino. Ancora in corso la seconda fase, con il controllo del settore commerciale, della ristorazione e del trasporto.